andare? Un attimo così, vai. Avete parlato di buone pratiche, di collaborazione tra il Tribunale di Catania e l'Escursione Sicilia, di cosa si tratta? Si tratta di un aspetto molto particolare di un settore speciale in cui le controversie sono determinate dal fatto che Riscossione Sicilia è parte nella procedura e quindi attraverso la collaborazione fra la sesta sezione civile e l'ufficio Riscossione Sicilia di Catania si è intervenuto proprio perché la riscossione era legittimata in quanto parte a poter gestire verificare il fascicolo, si è pervenuti a un risultato assai lodevole e meritevole, perché proprio attraverso questa collaborazione sono state sbloccate alcune pratiche che hanno così visto l'approdo alla definizione con recupero di somme di una certa entità da parte diciamo dello Stato e delle istituzioni pubbliche. Come mai queste pratiche non sono state sbloccate prima? Ma come abbiamo detto non sono state sbloccate prima non già perché non ci fossero i presupposti per sbloccarle, ma per tutta una serie di problemi, di impedimenti e di ostacoli, di scarsezza soprattutto di personale, e come ha sottolineato la dottoressa Nello, perché a partire dal settembre, esattamente il 13 settembre del 2013, con la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale, tutte le controversie e i fascicoli che erano di competenza delle sezioni distaccate sono affluite alla sede centrale, quindi questo ha complicato ulteriormente la selezione di quelle pratiche che fossero in condizione di essere definite. Parliamo di numeri, si parlava di quasi 200 pratiche con un totale di 2,5 milioni di euro. Sì, in totale erano 3 milioni di euro e nel giro di 6 mesi siamo riusciti ad assegnare già 2 milioni e mezzo di euro, e questo ha comportato soprattutto per i contribuenti la possibilità di non avere più il carico degli interessi sulle somme da dover pagare, perché fino a che non vengono assegnate materialmente le somme a riscossione e quindi non vengono pagati gli enti impositori, ancora decorrono gli interessi sulle somme pagate, quindi il contribuente non aveva più la casa o comunque l'immobile che gli era stato espropriato e continuava a pagare gli interessi sulle somme che chiaramente doveva. Questo modello Catania, chiamiamolo così, sarà proposto e adottato in altre province della Sicilia? Io mi auguro, e penso sia interesse di tutti, che questo tipo di collaborazione fra Riscossione Sicilia e i tribunali della Sicilia possa essere esportato, perché il problema della carenza di personale è uguale in tutta la Sicilia, se non addirittura in tutta Italia. Riscossione ha la possibilità di avere dei funzionari che stanno in giudizio personalmente e quindi sono già a conoscenza delle varie procedure. Se c'è la disponibilità da parte dei dirigenti di riscossione e da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari di collaborare, gli effetti virtuosi si vedono subito. Un'ultima domanda. La dottoressa Nello. Sì. Riscossione Sicilia. Per quanto riguarda il pignoramento delle case, la legge consente una certa elasticità? La legge già particolarmente limitata su questo tipo delle espropriazioni immobiliari con l'ultimo decreto del fare, perché adesso ha posto un limite che è di 120.000 euro, quindi noi non possiamo procedere alle espropriazioni immobiliari se il debito non è superiore a 120.000 euro, anche il valore dell'immobile deve essere superiore a 120.000 euro e deve essere già stata iscritta ai potenti da 6 mesi. Tutti i limiti che prima non esistevano, che prima avevamo un limite di 20.000, non era necessaria l'iscrizione di ipoteca. Adesso col decreto del fare abbiamo questi limiti. I familiari del muratore che 2 anni fa si è dato fuoco a Pittoli hanno scritto al Papa e al Presidente della Repubblica per il caso del loro congiunto che si è appunto incendiato per non vedersi sottrarre la casa. In questo senso il procedimento deve essere ancora definito, ci sono novità in tal senso? La procedura è quella sulla Ragusa e la segue il direttore di Ragusa, quindi io non la conosco. Adesso il decreto del fare ha anche imposto il divieto di fare l'espropriazione, di procedere all'espropriazione immobiliare per la prima casa, per la casa dove il contribuente risiede,
e quindi da questo punto di vista adesso sono più garantiti. Noi ci rendiamo conto che la nostra è una procedura evidentemente assolutamente invasiva e cerchiamo, ove possibile, di limitarla. Il contribuente, prima che noi arriviamo all'espropriazione degli immobili e riceve gli avvisi di intimazione, può immediatamente venire a chiedere la rateizzazione, siamo sempre a disposizione. Comunque l'ultima ratio è la vendita degli immobili.